Buonasera, buonasera, benvenuti. Allora lasciamo accomodare anche i nostri ultimi amici, lasciamo anche la base musicale. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo questa quarta edizione del Venice Panathlon Day. Abbiamo tantissime premiazioni, cercheremo di andare molto veloci per accontentare tutti. Vedo tanti amici seduti già a questo splendido teatro Goldoni e quindi siamo pronti per cominciare con le nostre tante premiazioni. Intanto direi di presentare colei che anche quest'anno sarà al mio fianco per presentare questa cerimonia, e allora accogliamo con un applauso Stefania Bolzan. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Sono molto contenta di essere qui un anno dopo, un'altra cerimonia molto ricca di premiazioni. Saranno tanti premi che consegneremo: i premi Fair Play alla promozione, al gesto e alla carriera, il premio Mario Viali Una vita per lo sport, il 41esimo premio studente atleta, le premiazioni delle Panatliadi, la consegna del prestigioso premio Venice Panathlon Sport Award e quest'anno anche l'11esimo concorso internazionale di arti grafiche. Benvenuto al presidente del Panathlon Club Venezia, Piero Ragazzi. Eccolo qui. Buonasera e benvenuti alla quarta edizione del Venice Panathlon Day. Porgo a nome del Club di Venezia un saluto a tutti i presenti, alle autorità del Panathlon International e della Fondazione Domenico Chiesa, alle autorità cittadine, al vice sindaco, agli assessori, al direttore generale, alle autorità sportive e a quelle scolastiche. Un ringraziamento va ai giovani qui presenti e ai loro professori, con i quali abbiamo condiviso la quarta edizione delle Panatliadi, ovvero i giochi delle scuole medie veneziane, il 12 ottobre, e divenuta, a detta dei ragazzi, un piacevole e spensierato momento di avvicinamento allo sport. E poi vedremo il video di questa quarta edizione. Inoltre, sempre con le scuole, organizziamo da ben 41 anni lo studente atleta, che va a premiare quei giovani che si distinguono per i loro risultati nello studio e nell'attività sportiva. Stasera, oltre a questi giovani, premieremo anche atleti e dirigenti, fino a proclamare il vincitore del Venice Panathlon Award, premio che abbiamo istituito 3 anni fa e che negli ultimi 2 anni è stato attribuito a Vittorio Adorni e lo scorso anno a Rossano Galtarossa. Questa edizione del Venice Panathlon Day ospita anche l'importante partecipazione della Fondazione Domenico Chiesa, che premierà gli studenti vincitori dell'11esimo concorso di arte grafica internazionale. Ricordo a tutti voi che Domenico Chiesa fu uno degli ideatori, dei padri fondatori del movimento panatletico, che vide proprio qui a Venezia la nascita del primo club, 62 anni fa. La nostra, per chi non è a conoscenza, è una associazione che cerca di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport. Valori dello sport inteso come strumento di formazione e di mantenimento della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini e i popoli. Il nostro motto è Ludis Lungit, uniti dallo sport e per lo sport. I motivi che accomunano i panatleti e per i quali ci impegniamo sono favorire l'amicizia fra quanti operano nella vita sportiva, diffondere la concezione dello sport ispirata al fair play, promuovere manifestazioni, eventi, convegni, studi e ricerche sui problemi delle varie discipline sportive. Non solo, ci adoperiamo tutti affinché la possibilità di una sana educazione venga garantita ad ognuno, senza distinzione di razza, di sesso e di età.
Crediamo soprattutto sia fondamentale la promozione dell'attività giovanile e scolastica, culturale e sportiva, e per questo cerchiamo di essere vicini e collaborare con le scuole e con le società sportive. Cerchiamo di incentivare e sostenere le attività a favore di tutti, anche dei meno fortunati. E a questo proposito vi spiegheremo in che modo saremo vicini il prossimo anno all'organizzazione dei Giochi Special Olympics, che vedranno a Venezia nel mese di maggio più di 1 migliaio di giovani atleti provenienti da tutto il mondo. Desidero concludere col mio personale pensiero a tutto il mio consiglio direttivo e a tutti i soci del Club di Venezia che si prodigano con molto entusiasmo nelle nostre molteplici iniziative. Ringrazio le istituzioni, il Comune di Venezia, di cui siamo stasera ospiti, e la Provincia di Venezia, che ci concede lo spazio per le Panatriadi all'Isola di San Servolo. Sono sempre attente nel condividere i nostri programmi ed un caloroso ringraziamento va ai nostri amici sponsor, dei quali poi vedrete anche i nomi, che condividono, ci sostengono sempre e comunque, il tutto a favore dello sport e dei giovani, che sono e rappresentano il nostro futuro, il nostro domani. Grazie e buon Venice Panathlon Day 2013. Grazie Presidente. E allora a queste parole panatletiche uniamo anche quelle del Presidente del Panathlon International, Giacomo Santini, che torna a distanza di 1 anno su questo palco. Già lo scorso anno ha partecipato al Venice Panathlon Day. Grande illustrissimo collega. Grazie mille. Sono davvero molto lieto di essere su questo palco, anche perché sarà 1 ora circa che lo cerco in tutta Venezia, attraverso le 1000 calli, quelle che in hotel mi hanno detto guardi 5 minuti e arriva senz'altro. Guardi, il prossimo anno ci sono i campionati mondiali di orienteering. Stavo dicendo, organizziamo i mondiali di orienteering e invitate anche noi. Su 100 volte che vengo a Venezia credo di essere il più grande conoscitore della città, perché ogni volta mi perdo. Ma perdersi è un modo per poi ritrovarsi. E quindi ritrovarsi in questa compagnia e in questo ambito davvero è un motivo ulteriore di soddisfazione. Primo, per essere arrivato finalmente, ma secondo, per avere ritrovato, come 1 anno fa, un ambiente ed una iniziativa che onorano davvero il Panathlon, le sue finalità, ma soprattutto anche il pensiero dei fondatori che il Presidente Ragazzi ha così bene ricordato. Abbiamo il Past President Prandi con il Past Segretario Generale Allegrini che portano il significato della presenza della Fondazione Domenico Chiesa. Poi abbiamo anche la Nouvelle Vague, il nuovo segretario generale Leo Bozzo, con la sempre Nouvelle Nicoletta che rappresenta un po' tutte le impiegate dell'ufficio di Rapallo. E consentitemi, tra i molti saluti che vorrei fare ma che non posso perché diventerei troppo lungo, ma un caro abbraccio l'ho fatto fisicamente, lo voglio fare moralmente e idealmente davanti a voi, a Lilian e Enrique Nicolini che vengono dal Brasile. Enrique è stato quello che non esito a definire l'ambasciatore del Panathlon in Brasile, dove oggi abbiamo 23-25 club, ci si sta muovendo, ne avevamo anche di più, ma è un paese sterminato e quindi Enrique ha trapiantato là l'idealità del Panathlon. Siamo reduci con Enrico Prandi ed altri amici del Panathlon dal congresso panamericano che si è celebrato in Ecuador. Abbiamo incontrato tutti e 8 i presidenti dei distretti di quella zona lontanissima da Venezia, eppure molto vicina per idealità al Panathlon. Devo dire da nuovo presidente, quindi io mi sorprendo ogni giorno di quello che sto incontrando in questo ruolo. Enrico che lo ha fatto, l'ho interpretato per 8 anni, penso che ormai non si sorprendeva più, ma ho trovato al di là dell'oceano uno spirito panatletico davvero genuino, come nuovo. Forse mi permetto di dire ancora più attuale di quello che noi ormai abituati qui in Italia e in Europa stiamo portando avanti. Oggi ci sono i giovani e come ha detto Piero Ragazzi, per noi costituiscono davvero la nostra
frontiera naturale, per tutto quello che tentiamo di fare, di proporre attraverso le idealità del Panathlon. La loro educazione attraverso lo sport costituisce la nostra politica, il nostro cartello politico, ma per la loro educazione intervengono molti attori e molti fattori. Ricordo l'importanza fondamentale della famiglia. Una sana famiglia porta un ragazzo ad un'esperienza sportiva verso una sicura educazione anche morale e civile. Una scuola aperta ad un rapporto, ad una entità come il Panathlon, è una scuola saggia e intelligente, perché innesta su un piano di educazione tradizionale qualche novità, qualche stimolo in più. E poi infine anche la società deve essere cosciente attraverso tutte le sue istituzioni di quanto sia importante questo dialogo. Insomma, cari amici, stiamo ancora una volta immersi in una splendida sinergia di intenti, ma soprattutto di iniziative. Io sono ammiratissimo, sul piano anche pragmatico, concreto, per l'organizzazione che ogni anno qui vedo e so, purtroppo non sono riuscito a venire a vedere, ma prometto prima o poi ci riuscirò, ci sono troppe concomitanze. Sul campo, ecco, facile è fare una bella serata conviviale, parlarci un po' addosso, ascoltare il campione, programmare qualcosa, meno facile, lo so, è portare poi sul terreno tutto questo. Con lo spirito del Panathlon, che in definitiva, in estrema sintesi, ha una grande ambizione, quella di aiutare i giovani a diventare grandi attraverso lo sport e sempre attraverso lo sport aiutare i grandi a sapere tornare giovani. Auguri a tutti. Grazie a Giacomo Santini. L'ha ricordato anche prima il presidente Piero Ragazzi, è importantissimo il rapporto che questa associazione ha con l'amministrazione comunale, che mette a disposizione anche questo splendido teatro dove ci troviamo oggi, e per questo motivo, in rappresentanza appunto del sindaco e dell'amministrazione, invito qui sul palco il vice sindaco Sandro Simeonato per un saluto a tutti quanti. Prego. Bene, mi pare che questo appuntamento sia diventato ormai straordinariamente importante, è un momento che la città aspetta e condivide. Abbiamo sentito che cos'è il Panathlon, i valori che lo ispirano, e devo dire che sono i valori rispetto ai quali anche chi ha assunto come me nel passato e chi sta svolgendo in questo momento il compito di assessore allo sport ritiene essere il fondamento delle politiche sportive dentro a questa città. L'attenzione alla persona, in particolare alla persona giovane, alla sua formazione, al fatto che lo sport sia un momento straordinariamente importante dal punto di vista individuale, della formazione di ognuno di noi, ma poi anche della comunità dentro la quale ognuno di noi è inserito. I valori che si richiamano alla capacità di riconoscere l'altro, prima di tutto di riconoscere se stessi e i propri limiti, di condividere delle regole comuni, di saper accettare le sconfitte pur puntando sempre, magari se più possibile, alla vittoria in una opportunità pari per tutti davvero. E questo credo che faccia onore a chi ha pensato originariamente al Panathlon e a chi lo incarna quotidianamente con la propria attività. Qui c'è una forte relazione, c'è una vicinanza vera, insomma non è formale, del momento di festa come quello, lo siamo vicini davvero quotidianamente, lo dico reciprocamente e credo che con il Presidente attuale e anche con i passati questa cosa si possa confermare. Noi siamo onorati di poter avere questo movimento che è di supporto, di stimolo, una presenza attiva insomma anche a quelle che sono le politiche che la città in questo momento mette in atto. In un momento comunque complesso, perché poi insomma no, magari ci fossero più soldi, più risorse, più opportunità, ma già fare bene quello che ci è consentito di fare oggi, attivando le tante forze del volontariato, insomma, che anima anche i panatleti, è una cosa straordinariamente importante. Quindi noi ringraziamo il Panathlon, il suo presidente, il direttivo, i soci, insomma, che sono, come dicevo, appunto una risorsa importante per tutti noi e ci stimolano ad andare avanti con convinzione sulla strada di uno sport che sia davvero per tutti e che sia fondamento della formazione nostra, presente e anche futura. Grazie di cuore. Grazie Sandro Simeonato. E allora noi, come abitudine, all'inizio delle nostre cerimonie vi chiedo gentilmente di alzarvi tutti in piedi perché cominciamo naturalmente con l'inno di Mameli.
Grazie, grazie a tutti. Allora, se consegniamo gentilmente un piccolo omaggio e ricordo al nostro Presidente che ormai sta facendo la collezione, ricordiamo che è stata anche l'occasione per venire a Venezia in occasione dell'arrivo della Transalpina Bike da Monaco a Venezia, altra giornata molto importante e significativa, e ne consegniamo anche al nostro vice sindaco Sandro Simeonato che farà bella figura. Prego al Presidente, grazie, ecco qua. Grazie. Ci rivediamo tra poco perché tanto sarete richiamati su per le premiazioni e allora noi corriamo. Vai Stefania. Infatti, ci è sembrato doveroso quest'anno cominciare con il premio intitolato al padre fondatore del Panathlon Club Venezia, l'abbiamo nominato anche prima, il colonnello Mario Viali, grande anima dello sport veneziano. Fu cofondatore della prima società calcistica, l'Unione Giovanile, era il lontano 1907, poi lo Sport Pedestre Venezia, la Veneziana La Fenice e la Società Veneziana Nuoto. Nel 1951 la fondazione del Panathlon, che poi da qui è partito e si è diffuso in tutto il mondo. Ebbene, grande scoop, noi oggi abbiamo qui con noi Mario Viali. Mario Viali, se ci raggiunge qua sul palco. Se avete fatto però due conti, capirete che avendo fondato nel 1900... Se avete fatto due conti avrete capito che non può essere il fondatore del 1907, infatti non è una reincarnazione ma il nipote. Buonasera a tutti, io vi ringrazio moltissimo, ringrazio il Presidente, il Panathlon per avermi invitato in questa veste, diciamo, di omonimo e nipote del cofondatore. Io sono molto contento di essere qui perché per me è la prima volta al Panathlon, essendo purtroppo, come dicevo a coloro che mi hanno invitato, io non ho tra i miei grandi pregi quello di essere un grande sportivo, ma sono molto vicino però al Panathlon per ovvie ragioni che tutti possono facilmente immaginare. Quindi sono veramente contento e ringrazio tutti per l'opportunità. Grazie, perché comunque in qualità di erede, chiedo al segretario generale Leo Bozzo, possiamo comunque in qualità di erede, sì, ecco, abbiamo il via libera del segretario generale del Presidente, per cui prossimo socio, sì, subito, va bene, dal 1 gennaio. Per acclamazione, socio del Panathlon. Benissimo, allora vediamo a chi andrà questo 28° premio Mario Viali, tutti a guardare il maxi schermo dietro di noi. Il premio va quest'anno a Piero Dettin. Piero Dettin è nato a Schio ma da sempre risiede a Venezia. È il mondiale dello stair climbing, ovvero la corsa su per le scale. Eccolo qui. E adesso gli chiediamo quanti grattacieli. Allora, abbiamo fatto un bello scherzo? Piero. Complimenti. Allora, Stefania. Esatto, volevamo chiedergli quanti grattacieli ha scalato. Ne ho scalato pochi, ma molte volte. Sono andato a New York 15 volte, a Chicago 7, insomma. Però noi sappiamo che lei ha anche un segreto. Ci hanno detto che ha un personaggio vicino a lei importantissimo, manager, addetto stampa, medico aggiunto, sostegno spirituale, fisico, anche culinario, presidente, allenatore, direttore generale, dietologo e paziente spalla. Chi è questo personaggio importantissimo? Lo dico io, la moglie Giovanna. Un applauso alla moglie che ha seguito sempre Piero in queste imprese che vogliamo raccontare. Praticamente la gara funziona nella gara cronometro nello scalare i grattacieli. Quello che vedete dietro è la foto New York Road Runners, praticamente la scalata dell'Empire State Building. E dovete sapere che Piero Dettin è uno dei massimi esponenti di questa disciplina a livello mondiale. Piero, complimenti ancora, entriamo con il premio, consegna Mario Viali, proprio in questo caso il premio Mario Viali, 28ª edizione. Se ci portiamo un po' più avanti, scusate qui a favore di luce, Piero, grazie. Piero, ragazzi di qua, così per il nostro fotografo ufficiale. Grazie. Complimenti al nostro Piero, grazie a Mario Viali. Allora arriverà la lettera di convocazione alla prossima conviviale del Panathlon, va bene
Mario. Prego Stefania, noi partiamo adesso con il 41esimo premio Studente Atleta. Ed è questo premio è riservato a quegli studenti che abbiano ottenuto un alto profilo scolastico e importanti risultati anche sul fronte sportivo. Per questo premio dobbiamo ringraziare come sempre la Cassa di Risparmio e poi Hello Venezia, Umana, la Direzione Affari Internazionali della Regione del Veneto e la Maglia Desnuda per i premi. E allora chiediamo a questo punto all'assessore allo sport Roberto Pancera e l'assessore allo sport della provincia Raffaele Speranzoni, infatti è stato subito lo slancio di poter salire su, i due assessori allo sport, se restano qui a fianco a me, perché cominciamo a svelare via via per le categorie, le varie categorie delle scuole, chi sono i nostri selezionati. Allora dovete sapere che abbiamo avuto tantissimi come sempre ogni anno adesioni, perché si premiano gli atleti, gli studenti che abbiano ottenuto un altro profilo scolastico e ottimi risultati sportivi. Il mix di queste due valutazioni permette di arrivare alla selezione. Quelli che vedete adesso sono i 12 selezionati, 3 per ogni categoria, le 4 categorie, poi usciranno i 4 vincitori. E allora cominciamo con quello che è la prima. Intanto avete visto gli sponsor, passiamo alla prossima slide. Scuole medie inferiori femminili. Esatto, Emma Bastianini della Cannottieri Querini Venezia dell'Istituto Comprensivo Sansovino di Venezia, Ilaria Buricelli DLF Scherma Venezia sempre dell'Istituto Comprensivo Sansovino e Emma Coffau Umana Reyer Pisani Lido. E allora passiamo subito con la consegna dei premi, che sono tantissimi, quindi alla nostra splendida hostess si aggiungeranno anche i nostri collaboratori del Consiglio direttivo. La Regione del Veneto, attraverso la Direzione delle Relazioni Internazionali, regala questo splendido libro sul Veneto e un piccolo kit per la scuola all'interno dello zainetto. Ecco, fa vedere naturalmente tutto al nostro Presidente. Complimenti naturalmente a queste nostre ragazze che hanno ottenuto, le vedete alcune con gli indumenti, le divise ufficiali, Cassa di Risparmio con naturalmente il cappellino. Se volete anche metterlo, facciamo contenti anche la Cassa di Risparmio, così chissà che il prossimo anno si emoziona e magari ci regala qualcosina di più. E zainetto, Cassa di Risparmio, e quindi abbiamo il quadretto con le nostre splendide ragazze delle scuole medie inferiori femminili. Vedi Luca, sono delle atlete vere, non hanno neanche paura di spettinarsi, subito il cappellino. E allora vi chiedo di gentilmente spostarvi un po' alla vostra destra, perché è la volta delle scuole medie inferiori maschili. Se riuscite un po' ad alzarmi questo microfono, quello non rosso, grazie. Allora cominciamo con Gianluca Marsoni, Judo Murano e scuola media Vivarini, sempre di Murano. Orso Maria Panaccione del Basket Carmini e dell'Istituto Comprensivo Alighieri e Stefano Patron, SPES Ginnastica Mestre, Istituto Comprensivo Trentin di Mestre. Ecco, naturalmente facciamo un applauso, perché ci vorrà il tempo tecnico per riuscire a salire. Ce la fai? Ha fatto le prove prima, Grazie. E allora ancora un applauso per Gianluca Marsoni, Orso Maria Panaccione e Stefano Patron, i nostri 3 atleti. C'è un omaggio? La SPES per i 110 anni di emozioni. Ci regala questo splendido volume 103 2013, 110 anni per la SPES. Grazie anche per i nostri 3 atleti, subito gli omaggi della Regione. Ecco qua. Poi il cappellino, così lo mettiamo anche. Presidente, ecco, Raffaele, se assessori, ecco qua. Ecco qua. Grazie l'assessore Pancera che... Benissimo, un applauso ai nostri finalisti selezionati delle scuole medie inferiori maschili.
Passiamo con le scuole medie superiori, Stefania. Sì, cominciamo sempre dalle donne per dovere di cavalleria. Alessandra Boccardo, Umana Reyer, Liceo Berto Mogliano. Margherita Rinaldo, Virtus Venezia, Liceo Benedetti di Venezia. E sempre del Liceo Benedetti di Venezia, Giulia Scaramuzza dell'Umana Reyer. Giulia, che ormai ricordiamo che ormai in Serie A, e quindi i nostri atlete, chi è che manca? Margherita? Non ce la fa? Non ce l'ha fatta? Vabbè, glielo portate voi. Prego i premi, consegniamo all'assessori Pancera e Speranzon gli omaggi per le nostre atlete. Ecco, intanto facciamo accomodare, grazie al nostro Gianluca Marsoni. Eccoli davanti, bene. Nonostante tutto ha voluto essere presente, anche perché poi ti ha accompagnato la mamma, campionessa europea e italiana più volte di pattinaggio a rotelle e velocità, e quindi sport in famiglia. E allora andiamo con le scuole medie superiori maschili. Altra slide con i primi: Ali Afial, Venezia Cricket Venezia, Alessandro Di Muzio, Judo Mestre, Liceo Bruno di Mestre, e Giacomo Proto, Remiera Casteo, Liceo Marco Polo Venezia. E allora anche per loro arrivano i premi. Complimenti per essere anche quest'anno tra i selezionati del 41esimo premio studente atleta. Consegniamo, assessore, grazie, ecco qua i libri. Cos'è, dappertutto Giacomo? È dappertutto Giacomo? Allora, questi sono i 12 finalisti. Tra di loro scopriremo tra poco, nel corso del pomeriggio, i 4 vincitori delle borse di studio. Ne verrà scelto, o meglio non scelto, ma in base ai parametri di valutazione ci sarà un vincitore per ogni categoria. E allora a questo punto, come abbiamo messo i cappellini a tutti i nostri protagonisti, grazie anche all'assessore, ecco. Allora, se riusciamo a metterci tutti in fila, grazie, ecco, lasciamo passare le ragazze magari davanti, solite manie di protagonismo dei politici, no, subito davanti, ecco, bravi, un po' più avanti, bravi, così, tutto il gruppo dei nostri 12 finalisti del premio Studente Atleta, tra di loro più tardi conosceremo tutti con medie scolastiche altissime, per cui tutti bravi, bravissimi, complimenti a loro, complimenti agli insegnanti e alle scuole. Grazie ragazzi, tornate in platea perché tra poco dopo vi diremo chi sono i vincitori delle rispettive categorie. Attendiamo un attimo, grazie. Assessori, voi... Sì, adesso poi la faccio salutare dopo quando facciamo la prossima premiazione. Vedi Luca, allora... una politica attiva che ci aiuta anche a togliere la sedia dal palco. Grazie, e allora noi andiamo con un primo intermezzo. Prego la regia di farci vedere dallo schermo un qualcosa di particolare. E allora sentite sotto che c'è la telecronaca di Francesca Nocerino del TG2, siamo sull'Arno, siamo a Pisa ed è la 58esima edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. Come vedete siamo a poco più di metà gara, mi metto a fare la telecronaca Giacomo a questo punto ormai e vedete come questo, l'Armo di Venezia, il nostro galeone con i grandi nostri
Vogatori, ma sono ancora indietro, lì davanti guardate alla destra c'è Amalfi, poi a centro c'è Pisa, più distante naturalmente Venezia che però sta piano piano recuperando. Ultime colpi, ma vedete come Amalfi adesso sia scesa di tono. C'è Pisa lì davanti, provate a immaginarvi cosa è stata in quel giorno lì lungo l'Arno, con le due sponde strapiene di gente, di pubblico, con Armo, ecco, vedete naturalmente con Amalfi che sta cercando di recuperare, poi invece in rosso c'è la squadra di Pisa ancora avanti, siamo ai 500 metri, vedete che ancora Pisa lì davanti, subito Venezia, staccata Amalfi, Genova non si vede praticamente ancora la partenza, e intanto ancora con Pisa dietro Venezia, guardate c'è una barca, c'è addirittura una barca di vantaggio di Pisa su Venezia con il recupero di Amalfi, quella è Genova molto staccata, la barca più giovane di questa edizione del Palio, è una barca che è stata completamente riformata, ricostituita e quindi tanti giovani, anche il più giovane dell'equipaggio, la giuria è qui intanto ancora con l'ultima fase, il passaggio del ponte, poi ancora gli ultimi metri, 250 metri per l'arrivo finale della 58esima edizione del Palio dell'antica Repubblica Marinare e l'orgoglio della nostra Venezia, la Repubblica che ha vinto il maggior numero di regate nella storia del Palio dell'antica Repubblica Marinare, e ancora con Pisa che preme, ma attenzione perché c'è Venezia che recupera, Venezia che risale, aumenta la frequenza, ancora guardate lì in fondo la gente, il pubblico lungo le rive, e qui ancora preme Pisa, sono convinti di poter portare a casa la vittoria. Guardate che molti di questi sono atleti che praticano il canottaggio agonistico, molti a livello internazionale, partecipazioni olimpiche. Guardate questo invece l'Armo di Amalfi, queste splendide immagini particolari. Siamo ormai alle battute finali, tra poco si vedrà la linea d'arrivo, perché adesso ci sarà la grande sorpresa. Guardate, aumenta, c'è la fatica, ma nonostante questo guardate il volto di questi giovani, stanno aumentando paurosamente la frequenza delle loro pagaiate, si voga e vai, attenzione, guardate invece la fatica di Pisa sta cedendo, guardate la fatica lì in fondo, si soffia, si gonfia addirittura la guancia proprio per recuperare ossigeno, perché eccola là, ecco Venezia, il grandissimo recupero. E adesso è il Leone che è davanti alle altre imbarcazioni, e lì che naturalmente adesso sta cercando di conquistare questa vittoria, davvero una gara straordinaria, bellissima, un recupero incredibile, siamo ormai alla linea d'arrivo, ecco vedete le boe, tra un po' compare anche la grafica con l'indicazione di quello che sarà l'arrivo, e ormai guardate, non c'è storia, signore e signori, vince la 58esima edizione del Palio dell'antica Repubblica Marinare con un incredibile recupero, il Galeone di Venezia, ed ecco la linea, guardate ancora il recupero incredibile. E allora intanto mentre scorrono le immagini, siamo proprio ormai alla fine, tra un poco guardate la differenza del ritmo della voga tra le due imbarcazioni, con ormai questa incredibile frequenza ormai di Venezia che arriva, e guardate, avevano una barca di ritardo, quasi una barca di vantaggio, e allora parte dell'equipaggio è qui con noi, e chiamiamo dunque il direttore tecnico Stefano Zabotto, Alberto Vianello, Mauro Serena, l'equipaggio composto da Lorenzo Barbato, Francesco Cardaioli, Jacopo Colombi, Stefano Morosinato, Giovanni Lunardi, Fabio Sabadin, Mattia Colombi, Davide Stefanile, Arben Doci, Gerardo Gamba, Michele Ghezzo, Mattia Ghiro, Mattia Boschelli, timonieri Chiara Marangon, Niccolò Crosara, lo staff Maurizio Crosara, Fabio Barberato, Cristina De Marchi per lo staff societario. Molti naturalmente sono impegnati con il lavoro, altri all'università, e inviterei anche, perché è il presidente del comitato cittadino, l'assessore allo sport Roberto Pancera, che chiedo naturalmente di tornare su, e poi i componenti sono anche Marco Agostini, Piero Rosasalva, il segretario Marino Barbato, il tesoriere Stefano Pillinini. Allora abbiamo visto queste splendide immagini, assessore, che dire? Sono stato bravo come telecronista? No, bravissimo, devo dire che parlavamo con l'amico Speranzon che era con me a Pisa, e lui è giovane, io un'emozione simile l'avevo provata solo per il 4-3 contro la Germania, devo dire che la paragono solo a quella, perché veramente questi ragazzi ci hanno fatto provare delle sensazioni, delle emozioni
irripetibili, perché vincere è sempre bello, però vincere avendo all'ultima curva, perché di fatto così era, una barca di svantaggio, e poi vedere questi ragazzi che magicamente di fronte a Pisa, che sapevamo essere i più forti, sapevamo essere davanti al loro pubblico e conoscere bene il percorso meglio di loro, vedere i nostri ragazzi che l'anno scorso, dobbiamo ricordare, avevano perso facendo tutta la gara in testa di 6-7 centimetri purtroppo la trasferta di Amalfi, con 7 centimetri c'era arrivato il secondo posto. Quest'anno loro, secondo me, negli ultimi metri hanno avuto quel ricordo e hanno detto: quest'anno non ci facciamo vincere, questa volta ce la facciamo noi, e hanno fatto veramente un'impresa che secondo me resterà nel decennale della regata delle Repubbliche Marinare, verrà ricordata, perché un'esibizione come quella che hanno fatto penso sarà difficile rivederla. Ci auguriamo di rivederla, ma sarà difficile, perché ci hanno veramente dato un'emozione troppo forte, sono stati veramente dei grandi campioni. Grazie ragazzi. Grazie Assessore Stefano Zabotto. Allora, ogni volta a rivedere queste immagini che sensazione si ha? Peli di oca, questo è abbastanza normale. Io sono particolarmente orgoglioso di aver avuto la possibilità di guidare nel mio piccolo questo gruppo di ragazzi che hanno insegnato a me, che ormai ho parecchie edizioni del palio alle spalle, che cosa vuol dire avere la voglia di riuscirci in maniera esagerata, con lo stimolo della sconfitta dell'anno scorso, che è bruciata per un anno. Quei 6 centimetri li avevamo sparsi in giro, che ci premevano un po' dappertutto. Loro hanno insegnato a me e al nostro staff che la voglia di riuscire è fondamentale. Si sono preparati, si sono allenati, ci allenavamo di notte, orari impossibili, perché queste erano le disponibilità di questi ragazzi, le abbiamo sfruttate al meglio, loro si sono sfruttati al meglio, sono riusciti a fare una regata meravigliosa, non posso che ringraziarli. Grazie, e allora consegniamo ai nostri campioni. Chiara, a proposito, timoniere, ma com'è stare in barca con questi Marcantoni qua? Non hai parole? No. E allora consegniamo un oggetto ricordo ai nostri grandi protagonisti, sono grandi atleti, grandi sportivi anche loro, e quindi è giusto in questo contesto riconoscere quella che è lo spirito di Venezia, la venezianità, in questo tradizionale scontro tra le 4 antiche repubbliche marinare, e questa grande impresa messa in atto dai nostri grandi campioni. Un grazie naturalmente va a tutti gli altri componenti, faremo arrivare anche a loro naturalmente questo nostro premio. Se gentilmente un passo avanti qui a favore di Luce, il nostro fotografo, l'applauso allo straordinario equipaggio del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare di Venezia. Grazie. Noi Luca andiamo avanti perché torna quest'anno a Venezia il concorso internazionale di arti grafiche Panathlon International Domenico Chiesa, che è arrivato ormai alla 11ª edizione. Mentre i ragazzi si accomodano, comincio ad invitare sul palco il presidente della Fondazione Domenico Chiesa, nonché past president. Scusa, c'è un piccolo cambiamento di scaletta, scusa Stefania. Passiamo a un'altra cerimonia prima di cominciare con il premio di grafiche internazionali, perché è il momento di ricordare un altro grandissimo personaggio, un personaggio tra i cofondatori del Panathlon Club Venezia il 12 giugno del 1951, che è Domenico Chiesa. E allora io chiedo gentilmente di raggiungermi al presidente della fondazione, Enrico Prandi, se mi raggiunge qui sul palco, grazie, perché da decenni il Panathlon International ha istituito il premio internazionale Domenico Chiesa Award, che su richiesta dei club e delle aree può essere conferito a persone panatleti e non, per l'impegno e il contributo profusi nell'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali. Ebbene, chiedo anche di raggiungermi al presidente governatore dell'area 1 Veneto Trentino Alto Adige Sud Tirol, perché abbiamo una novità. Vedete, Domenico Chiesa Award, area 1 Veneto Trentino Alto Adige Sud Tirol, e vogliamo sapere adesso, Zampieri, a chi avete deciso di assegnare questo prestigioso premio? Allora, con la motivazione prima di tutto.
Allora, l'Area 1 ha avuto il piacere e l'onore di proporre alla Fondazione Chiesa questo premio importante a un uomo di vasta cultura e panatleta fondamentale del patrimonio intellettuale del nostro movimento. Ha contribuito con le sue azioni a rafforzare ed elevare il ruolo del Panathlon nel mondo, divulgandone i principi fondamentali del pensiero etico-sportivo. Il prestigio acquisito dall'Area 1 attraverso la sua azione fanno di Maurizio Monego un personaggio insostituibile. Le sorprese sono fatte per essere sorprese, eh? Allora, mi lasciate senza parole, cosa che non è facile. è dura, sì, qua mi sa che... È stato fatto di proposito. No, sono veramente felice e onorato, oltretutto che avvenga in un contesto di questo genere. E non mi rimane che ringraziare il governatore dell'area, che ancora una volta, come era successo nel 2001, mi fa sentire i club dell'area 1 vicini a Venezia e alla mia persona, come fu allora per l'organizzazione del 50°. Quindi un grazie sentito veramente. Grazie. Presidente, lei ha avuto modo di avere Maurizio anche come collaboratore, e che c'è da dire? C'è da dire che è difficile trovare un dirigente del Panathlon come Maurizio. Maurizio è stato al mio fianco per 4 anni ed è stato un punto di riferimento molto molto importante per tutto quanto è stato fatto in quel periodo, perché credo che senza il suo contributo non saremmo riusciti sicuramente a progredire come credo in parte abbiamo fatto. Ecco, io una volta ho avuto modo di scrivere, nel sangue di Maurizio Monego scorre il DNA del Panathlon. Sì, sicuramente credo che potrebbe ancora dare tanto, ma credo che anche se non in veste così ufficiale possa ancora dare moltissimo. Grazie naturalmente, rimanete qui perché, ecco, intanto consegniamo, prego Enrico e Flavio, ecco se magari, ecco qua, intanto uno lo stemmino, dammi, ecco. Sono come le medaglie, si attaccano l'una a fianco all'altra. E il diploma consegnato dal governatore Flavio Zampieri con la motivazione che abbiamo appena sentito. Complimenti a Maurizio Monego e un applauso. Maurizio Monego, che oggi è membro del Consiglio del Comitato Internazionale del Fair Play. Se vi mettete gentilmente, so che vi piace chiacchierare, a favore del fotografo, grazie, un po' più avanti, benissimo. Ecco qua. E adesso fermi qua perché abbiamo un'altra sorpresa, perché andiamo di sorprese in sorprese, perché a questo punto chiedo anche di raggiungerci al governatore dell'area 2 Lombardia, Lorenzo Branzoni. Area 2 che dunque raccoglie tutti i Panathlon Club dell'area lombarda, i nostri amici, tra i quali anche moltissimi di anziani di storia di club come il nostro. E allora direi di dire a chi adesso le due aree, questa volta addirittura si raddoppia perché saranno le due aree Veneto, Trentino, Alto Adige, Sud Tirolo e Lombardia, che hanno deciso di assegnare Domenica Chiese Award a... Motivazione a lui e poi... Motivazione, io sono l'uomo della motivazione. Uomo di cultura che ha fatto del Panathlon la sua missione di vita attraverso il suo forte senso di appartenenza al movimento, divulgando i principi fondamentali dell'etica in ogni campo. In omaggio, questo, alla memoria del fondatore del Panathlon International Domenico Chiesa e del signor Siro Pietro Quaroni. Allora, aggiungo anche che ci siamo accorti, perché non ci conoscevamo prima, io e Flavio, che abbiamo le stesse affinità panatletiche, lo stesso DNA che corre anche nel nostro sangue del Panathlon,
e abbiamo fatto un pensiero ad alta voce. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, ma purtroppo non l'abbiamo vissuto direttamente da vicino per quello che si merita, per quello che ha fatto in tutti questi anni per il Panathlon International. E quindi abbiamo deciso, assieme a tutti i club, ai 24 club dell'area 1 Veneto, sul Tirolo, in Trentino, e ai 16 club dell'area 2 Lombardia, quindi 40 club in tutto, grazie Flavio, di chiedere l'autorizzazione di assegnare questo prestigioso premio al membro d'onore del Panathlon International, Enrique Nicolini. Enrique Nicolini, che è stato l'anima della diffusione del Panathlon in tutto il Sud America, l'America del Sud, e quindi l'applauso per il grande contributo che ha saputo dare. Ecco qua, ci mettiamo qua in centro, prego la consegna, diamo. Pranzoni il diploma, ecco qua, grazie. Eccoci. Grazie, consegniamo anche l'attestato, il diploma. Ecco qua. Se ci portiamo un po' più avanti, foto ricordo, e così completiamo anche questa premiazione. Dunque il Panathlon ha altri due Domenico Chiesa Awards, e dunque Maurizio Monego e Enrique Nicolini, che naturalmente da Nicolini il cognome non può che essere di origini venete, e soprattutto perché nel Vicentino, vero Nicolini? Sì. Prego, se... Sì, dopo, adesso facciamo la premiazione, anzi se resta qua senza farla scendere e salire, perché passiamo subito alla prossima premiazione, così poi ci sarà anche il saluto. E apenas em português, obrigado e felicidades. Grazie. E allora, se resta qui con noi, grazie ai nostri governatori Flavio Zampieri, Lorenzo, grazie per essere stati con noi. Noi adesso passiamo al 11° concorso internazionale di arti grafiche. Esatto, l'avevamo già annunciato prima, 11ª edizione del concorso internazionale di arti grafiche Panathlon International Domenico Chiesa. Quindi invitiamo sul palco il presidente della Fondazione Domenico Chiesa, nonché past president del Panathlon International Enrico Prandi, il segretario della Fondazione Sergio Allegrini e in rappresentanza della famiglia Chiesa, Marina Chiesa e Silvia Tiziani. Sul palco anche il presidente del Panathlon International Giacomo Santini, il segretario generale Leo Bozzo, il presidente della commissione di valutazione che abbiamo già qui con noi Enrique Nicolini e Maurizio Monego, membro del consiglio del comitato del Fair Play. Salutiamo in quanto presenti in teatro anche gli altri componenti della fondazione, ovvero il tesoriere Joe Zurbriggen, il membro Piero Ragazzi, i sindaci Maurizio Nardon e Paolo Minchillo. Ed ora il microfono per il saluto in apertura di questa 11ª edizione del concorso internazionale arti grafiche al presidente della Fondazione Enrico Prandi. Prego. Sì, un saluto alle autorità presenti, a tutti i nostri dirigenti del Panathlon che vedo numerosi all'interno di questa sala. Voglio qui ricordare la Fondazione Domenico Chiesa Panathlon che nasce per una precisa volontà di Domenico Chiesa, cofondatore del Panathlon, raccolta dagli eredi e sviluppata attraverso gli anni, che va a riconoscere dei premi a coloro che graficamente riescano a illustrare, a dare una visione che possa colpire la fantasia e l'attenzione dei giovani su quelli che sono i valori dello sport. Io sono il terzo presidente della Fondazione, voglio ricordare i miei predecessori,
avvocato Antonio Spallino, che è anche past presidente del Panathlon International. Dopo Spallino il presidente è stato Vittorio Adorni e a me è toccata la presidenza dopo loro due. Le iniziative si susseguono nel tempo e attualmente siamo concentrati proprio su questo premio di arti grafiche che sviluppiamo negli istituti superiori di tutti i paesi dove il Panathlon è presente. Questo premio si realizza grazie alla collaborazione di tutti i club, di tutti i distretti e di tutti i distretti in cui il Panathlon appunto è presente, e con questa collaborazione presidenti di club, scuole sul territorio realizziamo annualmente, visioniamo circa 400 opere. Tra queste vedremo questa sera quali sono le vincitrici. Ecco, intanto Presidente abbiamo visto che a mano stanno scorrendo queste splendide, la selezione delle 33 opere che sono state selezionate dalla Commissione. Come vedete i messaggi sono sempre quelli della lotta al razzismo, dello sport per tutti, della lotta al doping, del fair play, dei comportamenti, davvero opere molto belle e significative, e tra poco scopriremo anche quelle che sono le opere finaliste e vincitrici. Allora, a guidare questa commissione giudicatrice è proprio Enrica Nicolini, e la moglie ci legge un messaggio rivolto proprio in questa occasione. Prego. A volte, quando valutiamo le finalità e la grandiosità della filosofia del panatletismo, che è lotta per il fair play, per etica nello sport e amicizia fra gli sportivi di tutto il mondo, noi ci sentiamo un po' come dei Don Chisciotte davanti alla dimensione della sfida che deve essere affrontata. Ci sentiamo come chi scagli una piccola lancia contro i mulini rappresentati dai profondi problemi attuali dello sport, come la corruzione, la discriminazioni razziali, la slealtà nelle competizioni e il disprezzo totale per la memoria sportiva. Un movimento come il nostro, nato qui a Venezia, una bandiera innalzata da Mario Viali e Domenico Chiesa, corrisponde ad una delle poche voci che si levano contro i fatti deprimenti menzionati e che accadono quotidianamente e sono rilevati dai mezzi di comunicazione di tutto il mondo. Poco importa le enormi dimensioni della lotta da affrontare di fronte alle possibilità dell'attuale struttura del Panathlon International. Dobbiamo comportarci come il colibrì, che desiderava combattere un incendio della foresta lanciando contro le fiamme la goccia d'acqua che portava nel suo becco. Agli altri che si meravigliavano del suo atteggiamento rispondeva: sto facendo la mia parte. La premiazione del concorso internazionale di arte grafica che si sta celebrando in questo momento è molto più importante di ciò che potrebbe sembrare a prima vista. Contro l'inutilità di affrontare una lotta diretta verso i potenti che guardano unicamente al denaro nello sport, che si rifiutano di lavorare a favore delle questioni sociali insiti nell'attività fisica, noi indirizziamo il nostro sforzo ai giovani. Organizziamo un concorso nel quale, al lato dell'obiettivo specificamente artistico, cerchiamo di incentivare il messaggio etico e i valori sociali inerenti allo sport. È attraverso le nuove generazioni che possiamo migliorare il comportamento etico negli stadi e inserire fra le abitudini delle persone la pratica del fair play,
collocando lo sport nella scala di valori della società. L'esistenza di concorsi come questo, con grandi significato educativi e sociali, si deve alla Fondazione Domenico Chiesa, che ha tradotto il panatletismo e l'idealismo sportivo di Domenico Chiesa, che legò la sua intera vita a questa città di Venezia. Egli ci raccontava che aveva il suo studio vicino al Palazzo Patriarcale e frequentemente lui e il patriarca si salutavano con un ciao attraverso le rispettive finestre. Quel suo amico divenne papa e morì un mese dopo la sua elezione al Soglio Pontificio. Domenico frequentava una cantina, un baccaro, dalle parti di Rialto, dove portava gli amici, fra cui l'autore di queste note, e raccontava storie della sua vita. Chiesa fu un grande amico del panatletismo brasiliano. Nel 1956 guidò una delegazione di dirigenti del Panathlon International per presiedere alla cerimonia di fondazione del Distretto Brasile. Durante quasi 30 anni di convivenza, nelle riunioni internazionali si consolidò una grande amicizia con la mia persona. Ci sedevamo vicini nelle conviviali dei club della città dove ci recavamo. Ed egli era il mio cicerone tutte le volte che mia moglie e io visitavamo Venezia. In nome di quell'amicizia, lunedì scorso, in compagnia di Maurizio Monaco e Giuseppe Sambon, vicepresidenti del Club di Venezia, ho deposto dei fiori sulla sua tomba a Asiago. Una vera amicizia non termina con la morte. Questa è anche la ragione del mio speciale affetto per Silvia Tisian e Marina Chiesa, che fanno parte della commissione di valutazione di questo concorso di arte grafica, che ho l'onore di presiedere fin dalla sua costituzione. La solennità di oggi è anche frutto del patrimonio di Domenico Chiesa. Egli ha investito parte dei suoi guadagni derivato da molti anni di professione di commercialista a Venezia nella fondazione che porta il suo nome e che patrocina questo evento. Questa fondazione è diretta con sapienza e capacità da Enrico Prandi, past president del Panathlon International, e ha come segretario il competentissimo Sergio Allegrini. A lui dobbiamo l'idoneità della valutazione dei lavori presentati. Non può restare fuori di questa lista di ringraziamenti il nome del giornalista Giacomo Santini, presidente del Panathlon International, che sempre approva e incoraggia iniziative come quella di oggi. Il successo della città di Como in questo concorso si deve anche all'impegno di Renata Soliani e Maurizio Monaco, che per il Club di Como fungono in questo campo come punto di riferimento in regia. Oltre al successo qualitativo, Como si è distinta anche per quello quantitativo. Oltre il 25% delle opere in concorso provenivano da quella città. I 3 premi e quello speciale dedicato alla memoria di Siro Pietro Quaroni, già segretario generale del Panathlon International,
che con passione promuoveva l'impegno nelle scuole e con le scuole, testimoniano dell'oggettività della giuria, che non conosceva la provenienza delle opere e sanciscono la qualità dei lavori premiati e dell'impegno degli insegnanti che hanno seguito le ragazze che li hanno elaborati. L'internazionalità del concorso è stata valorizzata dalla partecipazione di lavori provenienti dall'Italia, dal Belgio, dalla Svizzera e dal Brasile. È molto importante nella festa di oggi ammirare ciò che hanno realizzato i vincitori. Le vincitrici in questo caso, visto che sono tutti ragazze. È alla loro generazione che affidiamo i nostri ideali. Grazie, 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 complimenti per questa relazione. Adesso non so cosa resterà a dire al segretario Sergio Allegrini, perché mi pare che ormai praticamente abbiamo letto tutto. Un saluto. Sì, allora citazione finale e noi, tutti quelli citati, ringraziamo Nicolini di esserci, di esistere. Ha fatto 2 viaggi dal Brasile quest'anno per venire in Italia a trovare il Panathlon e penso che non ci sia migliore testimonianza di questa, del suo affetto per noi. Grazie ancora Enrique. E allora, la Commissione Scuola del Panathlon Club Venezia ha chiesto alla Fondazione di poter premiare i 3 veneziani selezionati. Chiamiamo allora a ricevere un attestato di partecipazione. Io lo farei consegnare, se per voi va bene, a Beppi Zambon, che è colui che si è impegnato nelle scuole con gli insegnanti. E allora Beppi, il nostro vicepresidente, perché vogliamo premiare coloro che sono stati selezionati tra i tantissimi appunto che sono arrivati. Questo piccolo siparietto veneziano, se possiamo svelare anche dalla slide, per il liceo artistico Guggenheim di Venezia, Alberto Albiero. Tutti uniti nello sport. Se abbiamo l'attestato, grazie. Ecco qua, complimenti. Uno dei nostri protagonisti, Beppi, se gentilmente... Ecco qua, consegniamo. Poi per il liceo artistico Guggenheim di Venezia, Barbara Maso. E anche per lei vediamo l'opera Sport for Equal Opportunities, e dunque l'opportunità sport uguaglianza per tutti. Complimenti davvero alla nostra Barbara Maso. E poi sempre per il liceo artistico Guggenheim di Venezia, Beatrice Ladisa. Mi dicono che non c'è. Non è presente, e allora noi... Vediamo comunque la sua opera. Sì, eccola qua, Everybody's Love Sport, Panathlon, ritirano i compagni visto che sono dello stesso istituto. Ringraziamo anche la preside, la direttrice e gli insegnanti presenti in sala. Beppi, se gentilmente con loro ti avvicini qui davanti per il nostro fotoricordo. Abbiamo cercato di fare proselitismo in tutti gli istituti di Venezia e di Mestre. Quest'anno ci è andata un po' male rispetto agli altri anni, ma l'importante è partecipare. Tra poco ritorneremo nelle scuole, anzi preavviso a presidi e professori che saremo più determinati della volta scorsa. Grazie. Noi intanto entriamo nel clou dell'11° concorso internazionale di arti grafiche. La moglie di Enrique Nicolini ci ha già svelato che sono tutte donne le vincitrici. Noi cominciamo con il premio speciale alla memoria di Siro Pietro Quaroni, che va a Sara Di Stefano dell'ISIS Settificio Paolo Carcano di Como. La invitiamo a salire sul palco e a premiarla saranno proprio Enrique Nicolini e Maurizio Monego. Ed ecco infatti l'opera di Sara Di Stefano, ISIS Settificio Paolo Carcano di Como, premio speciale alla memoria di Siro Pietro Quaroni. Ecco, ci stiamo portando sempre più al di fuori del teatro. Chiedo scusa se... ecco, grazie Sara, ci giriamo Nicolini, grazie, così... Ecco, grazie.
Ecco, allora resta pure qui. Io chiedo, allora facciamo un'operazione. Se voi vi portate qui avanti, creiamo la barriera qua, grazie, così non li facciamo andare oltre. Grazie, ecco, perfetto. Allora andiamo con il terzo premio, Stefania. Al terzo posto abbiamo Tatiana Valsangiacomo del Liceo Artistico Michelangelo di Como. We are not different, lo slogan lo vedete, terzo premio, Liceo Artistico Michelangelo di Como, complimenti davvero. Adesso arriva anche l'attestato, la premiazione, dunque per Tatiana Valsangiacomo. Anche loro per la foto. Ah, ecco, mi viene, ho l'uccellino che mi porta le notizie da dietro il labaro. È di Lugano, sei svizzera? Ecco, complimenti, quindi a testimonianza proprio dell'internazionalità del nostro premio. Complimenti, terzo premio. Andiamo al secondo premio, al secondo posto. Al secondo posto c'è Elisa Borghi, anche lei dell'ISIS Settificio Paolo Carcano di Como. La invitiamo a salire sul palco e verrà premiata da Giacomo Santini e Silvia Tizian. Ecco lo sport, il messaggio, lo sport, the global language, dunque Elisa Borghi, ISIS Edificio Paolo Carcano di Como, secondo posto, complimenti, davvero. Fatta la foto, è il momento veramente di svelare chi sta sul gradino più alto di questo ideale podio. Vince l'11° concorso internazionale di arti grafiche Panathlon International Domenico Chiesa, Alessandra Vasta. Anche lei è dell'ISIS Settificio Paolo Carcano di Como. La invitiamo a salire sul palco e a premiarla saranno Enrico Prandi e Marina Chiesa. Ecco, visto che procediamo pure con la premiazione, poi per motivi di tempo non potevamo chiederlo a tutte, ma visto che lei è la vincitrice, volevamo chiedere una spiegazione di quest'opera che stiamo vedendo alle nostre spalle. Così su due piedi, l'idea iniziale è stata quella dell'albero, che è universalmente riconosciuto come simbolo di vita, di crescita, di forza. Anche le radici stanno a significare che lo sport è alla base, è la linfa della vita, e appunto questi sportivi vanno a creare la chioma rigogliosa. Benissimo. Brave, bravissima, complimenti. E allora se Alessandra si affianca alle altre, ecco, se venite anche avanti voi, perché comunque adesso ci mettiamo fermi qua tutti, bravi, fermi così, perché è il momento anche di riconoscere alle scuole, e quindi prego al segretario generale Leo Bozzo e Sergio Allegrini per consegnare al ISIS Settificio Paolo Carcano di Como e al Liceo Michelangelo di Como, le scuole di queste nostre splendide atlete. Dovrebbero esserci le insegnanti, se salgono gentilmente, dell'ISIS Paolo Carcano e del Liceo Michelangelo di Como. Eccoli che arrivano. Su, coraggio. Eccole qua. Grazie al nostro giovane. Ecco qua, bella foto di famiglia, prego, prego Sergio. E la targa. E naturalmente l'omaggio, la targa, va anche al Panathlon Club di Como. Invitiamo su. Vieni su, anche se sei in jeans, vieni su lo stesso. Non puoi salire perché in jeans. Eccolo qua. Allora, dovete sapere che poi Patrizio Pintus, giusto? È anche l'autore di una straordinaria applicazione. Voi che siete giovani con smartphone, iPad, iPod, questa splendida applicazione che, ricordami, Panasport Game. Ecco, ha ottenuto un importantissimo riconoscimento a una rassegna internazionale. Sì, ha vinto una menzione d'onore al Festival Internazionale del Cinema e Sport e Cinema nel 2012, è stata presentata proprio da Maurizio Monego anche a Pechino
lo scorso novembre. Quindi grazie, i download sono nell'ordine di oltre 1000, quindi sembra poco ma è importante perché è una app educativa. Grazie. Ecco, un'applicazione che potete scaricare gratuitamente sul sito del Panathlon International. Attraverso il gioco imparerete i valori del Panathlon e tutto quello che c'è naturalmente da capire con queste modalità del gioco. Fotoricordo, un bel sorriso, guardare in centro, Chuck. Complimenti per l'11ª edizione del concorso di arti grafiche internazionali, davvero grazie, grazie, grazie. Oh, c'è già il bando per il 2014, avviso che sul sito c'è già il bando del 2014, vero segretario generale? Confermo, una curiosità, visto che abbiamo parlato di sito internet, l'abbiamo lanciato in questi giorni, il nuovo sito web, la serata di questa sera è quasi in diretta sul sito internet, alcune foto di stasera sono già pubblicate, quindi anche la comunicazione, visto che l'oggetto di questo premio è al passo con i tempi anche con Panathlon International. Grazie al nostro giovanissimo segretario generale Leo Bozzo, e allora adesso a mano che abbandoniamo. C'erano tante persone sul palco, quindi piano piano adesso si riaccomodano in platea. Noi nel frattempo siamo arrivati a un'altra fase della nostra premiazione, perché stiamo per cominciare a premiare per il fair play nel 2013. E allora chiamerei sul palco l'assessore Ugo Bergamo, ma soprattutto anche nostro autorevole socio del Panathlon Club Venezia, per cominciare a consegnare il Fair Play 2013. E andiamo con la motivazione, cominciamo con i Fair Play alla promozione. È da sempre impegnato nell'insegnamento e nell'avviamento della disciplina del canottaggio, sia come istruttore che come presidente della centenaria Canottieri di Adora del Lido. Signore e signori, scopriamo il premio Fair Play alla promozione. Va a Paolo Filippini. E allora purtroppo il nostro Paolo in questi giorni non sta molto bene, allora a ritirare il premio è con noi la moglie Barbara, e soprattutto so che c'è anche una delegazione di atleti, eccoli qua, accogliamo con un applauso le giovani creature di Paolo Filippini. Paolo, che lo ricordiamo non solo con la società ha ottenuto importanti risultati e continua a ottenere importanti risultati per quanto riguarda l'attività agonistica, ma soprattutto l'attività promozionale che Paolo e la società hanno sempre fatto con le scuole, portando gli atleti della Vettor Pisani a importanti traguardi a livello nazionale. Volevo leggervi 2 righe. Carissimi amici, sono veramente orgoglioso e onorato di ricevere questo premio. Non mancherò di condividerlo con tutti i miei collaboratori in seno alla Canottieri di Adora, che hanno reso possibile la diffusione con tanto successo anche presso le scuole medie inferiori e superiori della nostra città di tutte le attività amatoriali ed agonistiche rivolte ai giovani e giovanissimi. Grazie di cuore a tutti. Grazie. Allora se arriva il premio per il fair play alla promozione, la targa, assessore, prego. Allora, assessore, non l'abbiamo scelta apposta, perché noi abbiamo scelta apposta perché in quanto lidense con Paolo c'è un rapporto, non dico secolare come la di Adora, ma insomma pluridecennale sì. Sicuramente, a parte che ero anch'io iscritto ad Adora e ricevo sempre ancora le convocazioni, ma soprattutto Paolo è un grande amico, lo incoraggiamo tutti nel momento difficile che sta attraversando, e quindi lo vogliamo presto ancora tra di noi, perché ha tanto ancora da dare ai giovani in cui lui crede, ha sempre creduto e per cui veramente non si è mai risparmiato. Credo che Adora sia veramente una società leader e trainante nel movimento sportivo veneziano, un punto di riferimento, tanti brillanti atleti
e tanti che lo fanno come soltanto passione sportiva, non certo per agonismo, e che quindi veramente interpretano pienamente i valori più profondi del Panathlon che vuole comunicare anche con questo premio. Quindi Paolo, ti siamo vicini, ti vogliamo presto fra di noi ancora per dare tanto allo sport veneziano. Grazie all'assessore, grazie naturalmente e il saluto al nostro grande Paolo e un grazie alla testimonianza dei nostri giovani campioni che hanno voluto essere presenti quest'oggi anche loro per ritirare il premio a nome del loro presidente.